Roma di 2500 anni or sono, Roma delle tre tribù, dei Ramnes che avevano sede sul Palatino nella città quadrata di Romolo, dei Sabini Tizienses, abitanti i colli del Campidoglio e del Quirinale, e dei Luceres, installati tra i boschi della regione Celio e Squilino. Unificò politicamente le tre tribù Servio Tullio, che diede loro anche il primo ordinamento militare, in base al quale, allorché le porte del Tempio di Giano si aprivano a significare l'inizio dello stato di guerra, i tre gruppi gentilizi erano tenuti a fornire 1000 fanti e 100 cavalieri ciascuno. È la nascita della prima legione di 3000 fanti e di 300 celeri. Ma con Tarquinio il Superbo il dominio di Roma si è esteso alle terre vicine e la popolazione è fortemente aumentata, tanto che ogni tribù ne ha generato una seconda. Anche ai nuovi gruppi gentilizi viene esteso l'obbligo di fornire un uguale contingente di armati, cosicché la legione raddoppia gli effettivi. Ma nel 366 a.C., cacciati i re, con l'avvento della Repubblica e del governo diarchico dei pretori, nasce l'esercito consolare di 2 legioni, una per ciascun pretore. Nei tempi eroici, essendo i cittadini soldati obbligati a rifornirsi anche delle armi, i più ricchi sono naturalmente i meglio armati e perciò la forza della legione. Penserà la riforma militare per censo del 471 a.C. a chiamare anche le classi meno abbienti ad un contributo di armati proporzionato ai capitali posseduti. La cavalleria resta sempre appannaggio dei patrizi, ma anche i proletari sono obbligati a fornire centurie di fabbri e di operai. Ma il passo decisivo in questo senso e nel contempo verso una maggiore uniformità nell'armamento venne realizzato nel 406 a.C. con l'introduzione del soldo militare. Le differenze nell'armamento sono d'ora in poi quasi esclusivamente dovute alle esigenze del combattimento. Le varie specialità sono perciò gli armati leggeri o veliti, gli arcieri e i frombolieri, i cavalieri, gli armati pesanti distinti secondo l'età in astati, principi e triari, e infine al comando del prefectus fabrorum gli specialisti del genio, tra i quali abilissimi pontieri, di cui restano memorabili il ponte di Fascine costruito su una palude durante l'ultima fase della guerra gallica e soprattutto il ponte di Cavalletti, gettato sul Reno presso Colonia per il passaggio delle legioni di Giulio Cesare in Germania. Ma ben presto, con l'estendersi del dominio romano, la legione aumenta di effettivi 4200 fanti e 300 cavalieri e ogni console dispone di 2 legioni, oltre a forti aliquote di truppe alleate. Questa è la nuova legione schierata a falange, cioè a linee compatte di armati, una a ridosso dell'altra. Poiché tale schieramento fu il principale responsabile della disfatta romana presso l'Allia, a seguito della quale i Galli di Brenno presero Roma, Marco Furio Camillo introdusse nella legione lo schieramento manipolare, per il quale gli astati, i principi e i triari, insieme ad aliquote di armati leggeri, vennero aggruppati in manipoli opportunamente distanziati e disposti a scacchiera sul terreno. I cavalieri poi vennero riuniti in torme. La battaglia viene in tal modo a perdere il carattere insieme di duello e di mischia. La manovra sostituisce l'urto e il centurione diviene l'elemento base dei quadri dell'esercito consolare. Se la strada era il legame lastricato che univa le legioni alla patria lontana, l'accampamento era un'altra patria durante la milizia. I romani, diceva Napoleone, dovettero la costanza della loro fortuna all'uso di chiudersi ogni notte in un campo fortificato e a non dare battaglia senza avere alle spalle un ricovero trincerato
che accogliesse provvigioni, bagagli e feriti. Questo è l'accampamento per 2 legioni, che era di forma generalmente quadrata o rettangolare e di 600-700 metri di lato. Era circondato da una fossa profonda, da un terrapieno formato dallo sterro della fossa stessa, cui sovrastava una palizzata. Il pretorio, tenda del console, era del campo il centro di gravità. Appena le legioni giungevano al posto prescelto, ogni manipolo e ogni soldato si recava al posto a ciascuno assegnato, in base al tracciato preventivamente eseguito dai mensores. Era possibile così vedere sorgere un campo fortificato in poche ore e nel massimo silenzio. Di fronte alla porta decumana le tende dei fanti delle 2 legioni, a destra e a sinistra le tende dei soldati alleati, dei guerrieri etruschi, latini, campani, sanniti e degli altri soldati italici, che con l'espansione del dominio romano oltre i confini d'Italia saranno infine incorporati nelle legioni consolari. Tale era il campo da servire per una notte o per pochi giorni, poiché se gli eventi lasciavano prevedere una lunga campagna o se si trattava di presidiare una regione, gli edifici sostituivano le tende, i muri, gli aggeri e le palizzate. Sorgevano così vere città militari, primi nuclei di centri urbani. I romani furono maestri anche nella costruzione e nell'uso delle macchine da guerra. Plutei e vinee, scudi collettivi da servire per l'attacco delle mura, musculi per riempire i fossati e torri mobili. Vari tipi di arieti, scorrevoli e sospesi, per aprire brecce nelle mura. Né mancava una vera e propria artiglieria con baliste da posizione e carreggiate per il lancio di grossi giavellotti e onagri per il lancio di sassi di oltre 50 kg. E furono proprio le macchine da guerra che permisero a Cesare di annullare la superiorità numerica nemica durante la conquista della Gallia. È l'anno 52 a.C. Tutte le tribù galliche sono insorte sotto la guida di Vercingetorige per scuotere la recente dominazione romana. Avarico è caduta sotto l'assalto delle legioni, ma Gergovia ha resistito all'assedio. Imbaldanzito dal successo, Vercingetorige attacca Cesare in campo aperto, ma subita una disfatta è costretto a chiudersi con 80.000 galli in Alesia, che era posizione fortissima. Le legioni posero l'assedio onde prendere Alesia per fame e a tal fine costruirono attorno alla città assediata una linea di controvallazione di 16 km formata di fossa con vallo. Nella parte antistante alla fossa una vasta zona di difese accessorie inventate per l'occasione con 5 linee di cippi, 8 di buche da lupo e una larga striscia di uncini metallici fissati a terra con paletti. Ma un esercito di 254.000 fanti e di 8.000 cavalieri muoveva da tutta la Gallia per sbloccare Alesia e dare battaglia ai Romani congiuntamente agli assediati. Fu perciò necessario costruire anche una linea di circonvallazione di 21 km rivolta verso l'esterno. Le opere di difesa, le macchine da guerra, oltre la superiore efficienza delle legioni, permisero a Cesare di fare fronte alla duplice minaccia di vincere la durissima battaglia e di espugnare Alesia. Ad Alesia, ultima conquista dell'esercito consolare, il destino romano e latino della Gallia venne deciso per tutti i secoli a venire.